analizziamo questa partita? È stata una partita secondo me maschia, decisa da un episodio, perché comunque era una gara chiusa, era difficile sia per noi che per loro, sono stati bravi. Una ripartenza, noi eravamo in possesso palla, abbiamo commesso un errore, non è stato semplice anche se abbiamo tentato tutte, però non siamo riusciti a pareggiare con una squadra che si è difesa con ordine e ci ha concesso poco. Rispetto alle precedenti due partite in cui siete usciti sconfitti, questa terza sconfitta rispetto alle altre come la colloca? Quando è una sconfitta è una sconfitta, è chiaro che perdere i nervi dà fastidio, però dobbiamo guardare avanti, domani inizieremo a preparare la gara successiva. Quali sono state le maggiori difficoltà di questa partita? È una partita bloccata, come ho detto, secondo me, non è che ci sono state tantissime situazioni nella parte loro e nella parte nostra. Forse dovevamo sfruttare meglio le palle inattive perché diventano poi determinanti nelle gare e ripeto, abbiamo commesso un errore in ripartenza, siamo stati bravi a farci gol e poi a non concederci l'opportunità di pareggiare. Al di là di questa partita che insomma, è relativamente importante, Venezia è già andato, ma quello che preoccupa magari sono le 3 sconfitte consecutive. Sì, è normale che perdere 3 partite di fila non c'era mai successo, però è inutile guardare indietro, è normale che siamo tutti dispiaciuti, però da domani bisogna iniziare a preparare la gara di Pordenone che diventa importante per cercare di tenerli dietro o comunque di arrivare fino in fondo nella posizione migliore di classifica che riusciremo a ottenere. Si può dire adesso, anche se mancano 12 punti in palio, 4 partite, forse il livello del tavolo è fantastico quanto nostro, forse qualcuno si era illuso anche dopo le 2 vittorie all'andata, perché comunque ricordiamo lei che per chi scrive che non la conosco, è tutto sport. tutto sport. Ma ci eravamo illusi tutti sinceramente, nel senso che Magari lei no, no, beh, ma è normale che per i punti che abbiamo fatto a un certo punto ci credevamo. Chiaro che il Venezia ha sempre fatto qualcosa in più, anche quando magari potevamo avvicinarci e mettergli un po' più di pressione, sono stati bravi, che hanno vinto tante gare oltre il 90esimo ed è normale che rimanendo sempre staccati di comunque 6 punti sapevamo che avevano un margine d'errore bassissimo, è normale che ripeto, facendo una rincorsa importante è giusto pensare sempre alle cose migliori, poi bisogna anche essere realisti, abbiamo sbagliato soprattutto la gara di Salò, nel senso che non siamo riusciti a vincerla. Non vincendo quella, il Venezia facendo il risultato ha fatto un po' il solco, però il solco secondo me l'hanno fatto prima, quando noi abbiamo fatto tanti punti, ma ne hanno fatti altrettanti anche loro, quindi il rammarico è questo, però bisogna essere ottimisti nella vita, siamo dispiaciuti, è normale, perché perdere un derby o perdere una partita comunque non c'è contentezza. Però dobbiamo non buttare a monte tutto quello di buono che abbiamo fatto prima, ricompattarci e ripartire, perché abbiamo un finale di campionato ancora che possiamo dire la nostra e poi ci saranno gli spareggi e lì dobbiamo arrivare anche a livello mentale diversamente da come siamo adesso. Grazie. Paolo, per dei derby, il spogliatoio come è andato? Eravamo in silenzio, mi spiace tanto a tutti, niente, stanotte non si dorme, però da domani bisogna ripartire perché abbiamo ancora degli obiettivi da perseguire e la strada da fare c'è ancora, quindi non bisogna fare niente di quello fatto finora. Ci abbiamo provato ad arrivare nelle prime 2 posizioni, la seconda potrebbe essere ancora in gioco, quindi la prima ormai è andata e dobbiamo
domani da domani dobbiamo riprendere, bisogna essere bravi perché al momento non facile, bisogna essere bravi. Avete sentito anche lo spogliatoio emergenti? Ma no, non arrivano i suoni fino al nostro. Abbiamo sentito noi qui dalla Fortunatamente. sala stampa, grandi festeggiamenti del Venezia. Ecco, però ti abbiamo visto anche piuttosto nervoso in campo oggi. Non ti andava giù proprio di perderla, soprattutto anche per certi episodi. Ma nervoso sì, probabilmente è una partita anche particolare, un derby, però insomma loro una squadra che oltre a essere comunque una signora squadra, come ha dimostrato in campo, una squadra anche che si è calata bene nella categoria, quindi è gente che mena, quindi è giusto poi dargliela indietro quando si può, però sempre nei limiti della sportività, quindi in campo ce le si dà, dopo fuori si fa i giusti complimenti perché è giusto anche trasmettere un messaggio di sportività in questo mondo. Senti, comincia un campionato nuovo adesso con il Padova. Come vi presentate? Qual è che sarà? Ma adesso ci sono ancora 4 partite prima dei playoff, dobbiamo cercare di mantenere la nostra posizione, domenica abbiamo sabato un'altra partita difficile, quindi i playoff poi ci penseremo, adesso pensiamo a Pordenone. Anche perché avete visto il pubblico? Il pubblico stupendo, peccato non avergli regalato una gioia, però siamo orgogliosi perché alla fine ci hanno applaudito tantissimo, quindi di questi andiamo fieri e speriamo di ripagare poi nelle prossime partite. Padova, con Padova in calo ultimamente in queste 3 sconfitte l'hanno dimostrato, è una questione di testa. Era molto complicata, non so se in questa vita sarà difficile commentare una partita come quella di oggi dove le squadre sono state molto contratte, dove purtroppo perdeva chi sbagliava per primo e quello è toccato a noi. La caratteristica di queste partite qua è sicuramente anche il fatto che sono 3 squadre forti, quindi ad esempio averle avute sparpagliate durante l'anno e magari erano 3 sconfitte che non pesavano così come se sono state una dietro l'altra. Come dicevo nella precedente intervista, non è per voler comunque alisciare nulla, lechinare qualcosa, ma la caratteristica di queste sconfitte qua sono stati i nostri tifosi che hanno sostenuto, e credo sia giusto rimarcarlo ancora, da tutte le partite, tutte le sconfitte siamo andati da sotto e ci hanno applaudito, quindi è sicuramente una grossa lezione ed è sicuramente una lezione che abbiamo noi ma anche il calcio in generale. Io credo che sia proprio il momento in cui si crea questo rapporto qua tra noi e la tifoseria che possa dar vita a quelle che sono sicuramente delle cavalcate, perché chiaramente il calcio ti dà credibilità e noi l'abbiamo ottenuta verso i tifosi vincendo queste partite e facendo questa cavalcata qua, però non è eterna questa chiaramente, quindi d'ora in poi credo che il nostro obiettivo deve essere quello di smettere di perdere, perché fare altri calcoli di arrivare primi, secondi, battere il Pordenone e giocare le altre partite purtroppo oggi non dipende solo da noi, dipende anche sicuramente da quelli che sono i riscontri delle altre squadre, e quindi dobbiamo avere l'obiettivo più a breve termine è sicuramente quello più facile da raggiungere e sicuramente è anche quello più importante. Pensare da qui a 2 o 3 partite è sicuramente sbagliato, anche perché poi dopo ci saranno sicuramente i playoff che sarà tutto un altro discorso, quindi persone intelligenti affrontano step by step quello che gli succederà da qui in avanti. Grazie mille, hai detto tutto.